Si torna a sparare a Licata e proprio nel giorno di Pasquetta, un agguato avvenuto in una stradina di campagna della periferia licatese. La vittima è Angelo Carità, di anni 59. Calogero Carità è un imprenditore agricolo. All'inizio dello scorso febbraio era stato condannato all'ergastolo dalla Corte di Assise di Agrigento perché è accusato di aver ucciso un conoscente, tale Giovanni Brunetto, di 3 anni più giovane, e di avere in seguito, stando sempre all'accusa, sotterrato il suo cadavere nel maggio del 2013. Su istanza degli avvocati Vincenzo e Nino Gaziano, Carità era però libero per decorrenza dei termini cautelari. All'origine dell'omicidio di Brunetto vi sarebbe stato un contrasto di natura economica. Pare che la vittima avesse prestato a Carità nel corso degli anni diverse decine di migliaia di euro per un presunto investimento ereditario di cui in futuro sarebbe stato ricompensato. In realtà però si sarebbe trattato di una truffa e quando Brunetto se n'è accorto e ha preteso la restituzione dei soldi sarebbe stato ucciso e sotterrato nel terreno di un avvocato del tutto inconsapevole dei fatti. I sicari hanno atteso che si mettesse a bordo dell'utilitaria per far fuoco. Il killer sapeva già che Carità avrebbe lasciato il suo appezzamento di terreno che si trovava in una traversa della via Palma per trascorrere con i suoi familiari la festività, ma non gli hanno dato il tempo. È stato freddato appena messosi al volante con almeno 3 colpi di pistola di piccolo calibro. A ritrovare il corpo senza vita di Angelo Carità è stata la moglie che è andata a cercarlo nel podere, visto che il ritardo accumulato era già ora di pranzo. La donna si è sentita male, per lei è stato necessario fare ricorso alle cure dei medici dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso. Lo shock è stato forte, ma la donna non è in pericolo di vita, quindi è scattato l'allarme e sono arrivati i carabinieri che hanno già avviato le indagini. Ed è proprio sui motivi il movente che stanno lavorando i carabinieri della compagnia di Licata e del reparto operativo di Agrigento, tirando fuori vecchi e nuovi fascicoli che riguardano la vittima, cominciando dall'ultimo omicidio di Giovanni Brunetto, 56 anni, trovato sotterrato in un appezzamento di terreno nelle campagne di Canicattì, per l'appunto il 29 ottobre 2013. I carabinieri della compagnia di Licata hanno già provveduto, subito dopo l'assassinio, a interrogare sia i familiari della vittima, ma anche gli amici e conoscenti di Carità.